In Sicilia abbiamo molti vini a dessert che provengono un po' non solo dall'entroterra ma anche dalle piccole isole. In particolare abbiamo per esempio Pantelleria, che ha avuto il riconoscimento UNESCO come coltivazione della vita d'alberello ed è bene immateriale dell'umanità, ed è un vino particolarissimo fatto da un'uva che si chiama Zibibbo, un'uva a triplice attitudine che viene utilizzata quasi esclusivamente per fare appunto un vino da dessert importante, un vino da dessert unico che ha la mediterraneità, quindi viene riconosciuto un po' in tutto il mondo. È un vino che in pratica ha dei colori molto marcati, quindi un giallo dorato molto scuro, dei profumi particolarissimi di albicocca, di frutta diciamo secca in particolare, naturalmente di uva passa. E poi sono vini che in bocca sono un'esplosione di sensazioni, di sapori importanti, dove c'è il dolce naturalmente che non è mai stucchevole perché viene contrastato dall'acidità del vino, quindi il Passito Pantelleria è un vino che ha queste caratteristiche. Poi ci sono altri vini di altre zone, la Malvasia che proviene dalle Isole Eolie, fatto appunto con la Malvasia, e il Corinto Nero che è una diciamo particolarità, un'uva nera nell'uvaggio appunto di questo vino da dessert particolari. Questo è un po' più tenue, un po' meno marcato rispetto al Passito di Pantelleria, ma molto elegante, molto fine. Anche questo è dolce naturalmente, finale, un dolce non stucchevole, un dolce molto molto piacevole che sorprende i palati più fini ed esigenti del mondo. Poi naturalmente abbiamo i moscati, siamo qua a Siracusa, quindi c'è il moscato di Siracusa e il moscato di Noto, quindi fatto con una tecnica diciamo meno impegnativa, ma con diciamo caratteristiche molto simili ai due precedenti, magari con meno corpo, meno consistenza, ma con molta eleganza. Quindi sono due vini fatti col moscato bianco, uno appunto a Noto e l'altro a Siracusa, vini che si abbinano magari a piatti e prodotti meno diciamo consistenti, quindi a dei dolci che non sono molto ricchi di zucchero. E poi abbiamo qualche vino da dessert che è una novità, per esempio il Nero d'Avola Passito, che è un prodotto che si abbina molto bene per esempio con la cioccolata di Modica, che è il tema di questo incontro. I vini da dessert siciliani hanno un comune denominatore, e c'è come chiamano i francesi, il terroir che le rende uniche, e soprattutto la mediterraneità. Rispetto a tutti gli altri si distinguono perché sono un'esplosione di sensazioni diciamo olfattive, gustative ma anche visive. Io partecipo da tanti anni ai concorsi internazionali e quando mi versano il vino nel bicchiere in maniera anonima riesco a individuare che è un vino siciliano, perché ha un colore molto intenso, quindi soltanto il sole di Sicilia riesce a dare questo colore, e poi soprattutto l'esplosione delle sensazioni olfattive, questi fiori, questi frutti unici che si riscontrano appunto nei nostri vini, e poi un'esplosione al gusto che non finisce mai. Quindi sono vini che hanno una loro imprint e una loro caratteristica che li distingue da tutti gli altri vini a dessert di tutto il mondo.